Non solo mafia, ma anche affari leciti e soprattutto capacità di approfittare dei fondi europei. Il vecchio boss si era modernizzato e si preparava a lanciare un progetto che sarebbe stata una vera e propria truffa con i fondi comunitari. Io conosco una persona, diceva senza sapere di essere intercettato, se facciamo una pratica da 10 milioni anche 8 o 9 possono essere a fondo perduto. È soltanto uno degli aspetti emersi dall'indagine dei carabinieri che ha portato ad 11 arresti, 8 in carcere e 3 ai domiciliari, smantellando la cosca del mandamento di Tommaso Natale. La vecchia mafia era tornata a governare secondo gli inquirenti. Il capo infatti era Michele Michalizzi, 73 anni, il genero dello storico capomafia Rosario Riccobono, uomo della vecchia guardia mafiosa palermitana, uno dei sopravvissuti allo sterminio voluto da Totò Riina all'inizio degli anni Ottanta. Era stato in carcere per 20 anni, poi una puntata a Firenze dopo la scarcerazione. Dopo il ritorno in città nel 2015 le intercettazioni hanno però sorpreso Michalizzi a fare incontri, a gestire affari. Questa notte con lui sono stati arrestati anche il figlio Giuseppe, che ha 42 anni, e altre 9 persone. Gli investigatori hanno ricostruito decine di estorsioni, il tentato omicidio di uno degli associati ai danni del fratello e la ricomposizione dei dissidi familiari con l'intervento dei vertici della cosca con il metodo degli antichi padrini. Ricostruito anche il furto non autorizzato dell'auto della moglie di un boss. La giustizia di Cosa Nostra è rapida e sommaria, ladri identificati e raggiunti nel giro di poche ore e pestati a sangue. Il boss provava comunque a essere prudente, ma aveva finito per partecipare pure a qualche summit. Più recentemente il clan aveva iniziato a imporre anche l'acquisto di pesce e frutti di mare a molti ristoranti. È il 27 maggio scorso. 2 persone entrano negli uffici di un'attività di autonoleggio in via Negrelli nel quartiere Enesima a Catania e si avventano contro Giuseppe Micale, che con il padre Rosario gestisce l'attività, il quale aveva avuto un alterco in precedenza con un altro uomo, non destinatario di ordinanza cautelare, in difesa del quale sarebbe intervenuto Salvatore Musumeci, lo vedete nelle immagini, insieme ad un gruppo di fiancheggiatori. Proprio lui avrebbe sparato ad altezza uomo contro Giuseppe Micale, anche questi in possesso di un'arma ritrovata dalla polizia, mentre il suo complice Giuseppe Balsamo era intento a danneggiare 2 moto esposte. Durante le indagini dell'operazione di polizia denominata Mine Vaganti sono state rinvenute 2 cartucce calibro 7,65 ed occultata sotto un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'esercizio commerciale una pistola berretta calibro 9 con matricola a brasa, con il colpo in canna e un caricatore con 4 cartucce. Con l'accusa a vario titolo di tentato omicidio, porto di arma da fuoco e ricettazione sono scattate le misure cautelari nei confronti di 6 persone, oltre a Salvatore Musumeci, detto Turi Amina, per il quale è scattata la custodia cautelare in carcere, ai domiciliari la sorella Sebastiana Musumeci e la nipote Concetta Saitta, alle quali aveva consegnato la sua pistola, ai domiciliari anche Giuseppe Rosario Micale e Giovanni Balsamo. Tutti a vario titolo hanno contribuito, seppur con profili di responsabilità differenti, a questa azione che ha visto degli spari all'interno dell'autonoleggio e addirittura anche dei danneggiamenti di mezzi che erano lì in esposizione, come delle moto, che sono state scaraventate in terra. È stato grazie alle testimonianze dei presenti e di chi abita in zona, avvalorate dalle immagini della videosorveglianza, che è stato possibile ricostruire la vicenda. Le segnalazioni ci sono state anche numerose, sia degli spari, sia naturalmente di quello che avveniva proprio al di fuori dell'autonoleggio, che ci ha permesso peraltro di individuare sotto alcuni veicoli parcati nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale le armi e le munizioni di cui vi ho poc'anzi detto. Hanno deciso di non depurare completamente le acque e di scaricare in mare a 250 metri dalla costa circa dei reflui non depurati completamente. Il campanello d'allarme che getta ombre sui lavori che riguardano il depuratore progettato per Acireale e per i comuni limitrofi è di Riccardo Strada, direttore dell'area marina protetta Isole Ciclopi, intervenuto a TG Sicilia. Il depuratore previsto per il collettore fognario nascerebbe dunque inadeguato, un fatto che di certo non tranquillizza i bagnanti che lamentano la presenza di liquami in mare pericolosi per la salute pubblica. Il direttore dell'area marina protetta identifica anche le responsabilità progettuali. La responsabilità è del commissario unico alla depurazione, commissario di governo, e dell'assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, che ha dato le indicazioni sui livelli di qualità necessari. Secondo Strada, a parlare è proprio il documento di progetto. Il documento di progetto dice che
è stata data indicazione, visto che viene scaricato in mare, quindi non in un corpo sensibile, di non provvedere alla depurazione dei nutrienti. Intervenire si può, completando il progetto. È già stato previsto che possa essere completato, però evidentemente per problemi di risparmio non lo stanno facendo. Da parte di Strada, chiamato in causa per esprimere una valutazione, è giunto intanto parere negativo all'opera in oggetto per quanto riguarda l'eventuale impatto ambientale. Andrà a processo il prossimo 26 settembre l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, con lui anche l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao e altri 5, tutti rinviati a giudizio dal GUP di Catania Marina Rizza, nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo Interporti. Avrebbero fatto pressioni politiche per far ritornare in servizio una dipendente della società Interporti di Sicilia e per riconoscerle anche un avanzamento di carriera. Mandati a processo anche l'ex segretario di Forza Italia Giuseppe Livolti e l'ex deputato regionale Nino D'Asero. Si aggiungono l'ex amministratore della SIS Rosario Torrisi Rigano, la dipendente dell'Interporto Cristina San Giorgi e il dipendente di LCT, società estranea all'inchiesta, Salvatore Luigi Cozza. Al centro dell'inchiesta le presunte sollecitazioni dell'ex deputato regionale Nino D'Asero nei confronti di Falcone, Armao e Livolti per fare pressioni sull'allora amministratore unico della SIS Rosario Torrisi Rigano per la revoca del licenziamento di Cristina San Giorgi e per nominarla responsabile relazioni esterne della società. L'indagine fu avviata dai carabinieri del comando provinciale di Catania dopo l'esposto di dipendenti dell'azienda pubblica sul presunto falso possesso di diploma di laurea prodotto da Cristina San Giorgi. Le accuse sono a vario titolo: peculato, corruzione per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, contraffazione e uso di pubblici sigilli nell'ambito dell'inchiesta. Dalle indagini sarebbe emerso anche un accordo corruttivo tra Torrisi Rigano e l'imprenditore Luigi Cozza, titolare della LCT SPA, grossa società del settore dei trasporti. Secondo l'accusa, Cozza avrebbe assunto la nuora di Torrisi Rigano e promesso vantaggi futuri all'amministratore della SIS. Tutta la vita musicale di Puccini racchiusa in questo trittico: verismo, misticismo e commedia. Il Festival Internazionale di Musica, Prosa e Danza Taormina Arte inaugura la stagione con la prima italiana del trittico pucciniano sul palco del Teatro Antico, una coproduzione Taormina Arte, Teatro dell'Opera di Messi, in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti. A dirigere l'orchestra Beatrice Venezzi. Musicalmente parlando è una musica molto difficile, perché appunto si passa dal dramma, dal verismo e il tabarro al misticismo e Suor Angelica, alla commedia brillante di Gianni Schicchi, per cui 3 mondi sonori anche completamente diversi, 3 linguaggi diversi per quanto sempre riconducibili al genio di Puccini, quindi difficile anche sotto il profilo musicale, sotto il profilo della direzione musicale, e proprio per questo è una grande sfida, una grande soddisfazione nel riuscire a metterlo in scena, appunto. Si tratta di un esercizio stilistico simile a quello dei trailer cinematografici, dove bisogna far passare un concentrato artistico in un tempo molto ridotto. La regia del trittico è firmata Paul-Émilie Fourny. Io l'ho fatto dappertutto il mondo, io l'ho fatto a Macao, io l'ho fatto alla Francia. Io penso che qui è la prima volta che posso fare questo trittico dentro un teatro antico. È la prima volta anche per me di fare questa produzione su il teatro aperto. Il Palermo non si ferma più, ufficiale da questa mattina anche l'ingaggio di Roberto Insigne, una trattativa lunga, già virtualmente definita da qualche giorno, ma la fumata bianca è arrivata solo oggi. Insigne è già in ritiro con i suoi nuovi compagni, intanto è stato diramato ieri il calendario di Serie B, rosanero che alla prima giornata se la vedranno fuori casa contro il Bari, poi l'esordio al Barbera è fissato per il 26 agosto contro Brescia o Reggina. Alla terza la formazione di Corini, candidata alla promozione, giocherà fuori casa contro la Reggiana. Si giocherà anche il 23 dicembre e il 26, giorno di Santo Stefano. Dopo la sosta invernale il campionato di B riprenderà il 13 gennaio. Rosanero al 4º giorno di ritiro in Trentino, uno dei volti nuovi, Fabio Lucioni, così in sala stampa. L'obiettivo sicuramente è di essere ambiziosi in una società che dal canto suo ha iniziato a spianare la strada, secondo me,
già da un paio d'anni, quindi c'è da percorrerla e cercare di essere uniti e dare il massimo quotidianamente, perché poi se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti non dobbiamo solo basarci sulle chiacchiere, ma fare i fatti e pedalare forte. Mercato stuzzica ancora l'idea Massimo Coda per l'attacco, per il centrocampo invece si torna su Verr.